La strategia in attacco del Napoli, soprattutto dopo gli addii di Simeone e Raspadori, è secondo me chiara, nel senso che il Napoli in questo momento sta cercando solo un'ala sinistra per fare il gioco delle coppie che già come centravanti e come ala destra ha completato. Il problema è che a meno che non se ne escano con un giovane tipo, per intenderci, quando arrivò Kvaratskhelia che arrivò da sconosciuto, ad oggi se vuoi prendere un giocatore affermato, i prezzi sono quelli che sono. Lookman per il momento è promesso all'Inter, quindi a meno che non si sblocca la situazione, la vedo difficile che lo riesci a prendere. Negli ultimi giorni ho visto che è tornato un pochino di moda il nome di Adeyemi, ma Mm, lo vai a mm. pagare se lo prendi. Quindi, ripeto, secondo me Elmas, cioè, l'operazione Elmas, secondo me nasce anche da questo, dal fatto che l'ala, se ci riesci, la vai a prendere negli ultimi giorni di mercato, perché per come stanno andando ora le cose, non c'è una trattativa in piedi.